io ancora non me ne capace. Davvero incredibile, non riesco. Beh, adesso tocca a te, cara. Devi prenderti cara. La Jenny, presente? No, me lo diceva sempre. Con la zia Caterina perdiamo la voce dei ricordi. Non so nemmeno quali, perché io non c'ero mai. Io qualcosa ho ascoltato negli ultimi anni che la zia ha vissuto con noi. Era impossibile separarle quelle due. Ma solo Sofia ha avuto la pazienza di ascoltare tutti i racconti di Caterina su sua mamma, sua nonna, bisnonne, prozie. Una catena di solidarietà femminile, vero? Puoi dirlo. Al centro. La zia deve rimanere ancora con noi. Sofia, ora sei tu, l'ultima erede degli usi e costumi tramandati in famiglia. Io non ne so granché, ma ho già nostalgia per un tempo che la morte sembra cancellare. No, non dobbiamo cancellare la cultura connessa alla terra e al rispetto delle relazioni familiari. Radicata in simbologie forti, gesti, oggetti propiziatori. Io oggi non ho preparato tartine e pizzette, io oggi ho preparato pagnotte. Tante, troppe. Non so, mi piace immaginare di offrirle ai nostri avi, vissuti quando nella società contadina ci si riuniva intorno alla polenta, perché il pane era raro, ma prezioso, perché rappresentava il più simbolico, la più simbolica forma di condivisione, assumeva un ruolo sacro, rituale. Il pane accompagnava sempre i momenti più importanti della vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Non riesco a immaginare di unire la nascita e il matrimonio alla morte. Nascita, matrimonio e morte erano legati addirittura da un'unica stanza, la più privata, la più intima, la più sacra della casa, la camera nuziale. Accessibile soltanto in quelle 3 situazioni. Quando era necessario accorrere per la gioia di una nascita o per il dolore. Mi manchi. Mi manchi. Solo tu sapevi rallentare le mie giornate frenetiche con le vicende delle donne di famiglia tra 800 e 900. Zelinda, Maria, Aida, Jelka, Alma, Rosa, ognuna profondamente legata alla propria camera nuziale in un diverso paese del Friuli Venezia Giulia. Amore, dedizione, parsimonia, quanti valori e quante simbologie. Aida, siamo proprio fortunati ad avere una camera così.
con tutti i mobili finemente intarsiati. Arrivati in questa casa da più generazioni. So che ami tanto quel piccolo cassettone. Sembra che risalga addirittura al 600. Chissà come è arrivato fino qua. Forse con i parenti di Niccolò Bruseschi, signore di Pesaris a metà Settecento, quello del ritratto, lì accanto alla sua consorte, appeso in questa stanza da tempi che nessuno ricorda più. Qui uccelli e unicorni. E lì i delfini intarsiati e i piedi a zampa di leone. Una ricchezza di elementi zoomorfi ben augurali che indicano il rapporto con la natura. Sì, tu parli di simboli, ma ti rendi conto del lavoro per costruire questi mobili? Molti e in moltissime case erano ricavati da assi di noce massiccio, il che mi fa pensare che nel Settecento le nostre valli erano popolate da migliaia di noci giganteschi, una preziosa abbondanza che ha reso possibile il prodigioso fiorire dell'arte dell'intarsio e dell'intaglio. Anche i simboli testimoniano il paesaggio e le varianti territoriali. Fabiano, prendi il mobile più simbolico di tutti, la cassapanca nuziale. Non è soltanto un mobile. I suoi ornamenti portano l'origine, il paesaggio, il paese della sposa nel paese dello sposo. E insieme al corredo rappresentano anche le condizioni economiche della famiglia di lei e poi di lui. C'è anche nelle famiglie più povere. E il corredo, anche se è di pochi pezzi, è sempre fatto con grandissima maestria. Sì, ricordo di aver visto diverse casse entrando nelle camere, in occasione di nascite o di morti. Ho notato lo stile sansovino con motivi a foglie, conchiglie e figure geometriche nella bassa carne. Grappoli d'uva e alberi con uccellini fra Ampezzo e Forni di Sopra. La cassa nuziale è davvero il massimo esempio dell'abilità tecnica e dello stile maschile applicato alle materie dure. Sì, ma è anche lo spazio della creatività e dell'abilità, degli stili femminili legati ai materiali soffici, ai tessuti con merletto e con pizzo. Tu non sai mica tutto del mio corredo. Conosci soltanto quello friulano, a cui ho lavorato fin da ragazzina. Bianco con i ricami rossi, sempre attenti alle simbologie per allontanare gli influssi magici maligni. Ma in fondo a questa cassapanca c'è il corredo di mia zia, contessa goriziana, che se lo fece fare nel primo Novecento a Trieste. E qui la scaramanzia lascia il posto all'ottimismo della Belle Époque, dove danzano spensierati i verdini, i ronacipria. Vai a vedere se tua mamma ha finito col bambino.
che è ora che venga a dormire. Sì. Eccoci qua. Eccoci. Fai pipì? Un salto? Ma Vai. come, non hai fatto la Perfetto. pipì della nonna? No? Mai, non fa mai della nonna. Vabbè, facciamo qua. Dai, Nanna adesso. Dai, vieni. Nana, adesso, su, Oppa. che è tardi. Eccolo qua, il mio giolotto. Là. Mi sonno? No, ma chiudi gli occhi, vedrai che ti viene. Conta fino a 100 e vedrai che ti viene. Ti aspettano tutti. Te la senti di scendere? Come stai? Sto bene. Adesso arrivo. Sono pronta a raccontare.